Alors, normalement, dans l'ordre d'arrivée, nous avons une motion de Tia Malunita. C'est une opposition à la réforme des lycées agricoles. Qui va la présenter? Oui, Diambati. Ringrazio, signora Presidente. In Corsica la riforma nazionale dell'insegnamento agricolo ha ingerito una mobilitazione da parte di personale educativo, di scolari, di sindacati, di eletti e di lettori del mondo agricolo che si sono uniti per palesare una riforma impone senza parlare con i principali concernati. In borgo incertezza, a soppressione, riduzione e fusione di scuole e a riduzione di volume orario sono compati come un affronto contro l'adattazione dell'insegnamento alle realtà dei nostri luoghi. Questo movimento di contestazione è stato sostenuto dall'ODARC, dalla Camera d'Agricoltura, dall'insieme dei gruppi dell'Assemblea di Corsica e una questione scritta è stata fatta all'Assemblea nazionale. Ciò la mostra a nostra brama di ricusare questa riforma e di affermare un modello efficace per assicurare e per mantenere la nostra agricoltura. L'insegnamento agricolo non è mica solo un arnese di formazione. In Corsica l'insegnamento agricolo è un mezzo per giungere ai nostri obiettivi, quelli dell'autonomia alimentare, della trasmissione di sapere e di saper fare liada ai nostri territori e di far campare soprattutto il rurale. A Corsica è la sola regione di Francia in cui c'è una aumentazione di esplotazioni agricole e i giovani si impegnano in agricoltura. E per questo che i leggi agricoli giocano comunque un ruolo in questa dinamica. Sono luoghi di guida, di trasmissione e di far passare questa riforma è un colpo che minaccia il nostro bene. In questo contesto, tre rivendicazioni fioriscono sul terreno e devono essere intese dallo Stato. Prima, l'apertura di una discussione non ai mezzi orari assegnati, la struttura pedagogica sarà definitiva in una convenzione tra lo Stato e la collettività di Corsica. Questo quadro deve essere rispettato. Dopo la sicurizzazione di risorse in un consenso pluriannuale, appoggiandosi non alla carta di formazione validata dalla collettività di Corsica. Questo lavoro ha permesso di mantenere un insegnamento agricolo di qualità e il terzo punto, il più importante, la costruzione di un modello di insegnamento agricolo adattato ai nostri luoghi, alle nostre specificità, in costruzione con tutti i latori. Come la si fa per esempio all'Università di Corsica, questa evoluzione dell'insegnamento agricolo ed un modello efficace si iscrive in una riflessione più larga che tocca le sfide in giro allo statuto di autonomia della Corsica. L'agricoltura, per compiere, l'agricoltura in Corsica non è mica solo un settore economico, è un solco della nostra identità, dell'equilibrio tra i nostri territori e per questo che ci vuole continuare di difendere e di portare un sostegno fraterno a quelli che fanno dell'agricoltura una priorità per migliorare questo paese. Ringraziabile. Ringraziati. Allora, parleremo di emendamento dopo. Il presenterete Fronte Popolare ha fatto un emendamento e lo presenteranno. Qual è che volevi la parola? Non questa mozione, Jean-Laurent Morazzani. Ringraziare, di sicuro che noi abbiamo sostenuto questa mozione perché al di là di manifestazioni, di mossi che sono accaduti sulle ultime settimane, non è mica da rimane, ma quantunque abbiamo sostenuto questa mozione perché c'è una gioventù che vuole impegnarsi a pro della sua agricoltura, che vuole campare, che vuole lavorare in questa terra e pensiamo che è normale oggi di sostenere questa mozione. Ecco, grazie. On a eu su Busidio, d'accordo, di Scelta Badriota. Bravi, allora, dopo, gioventù di USTC, Marie. Merci.
Nous, effectivement, on se positionne pour cette motion, puisque, bon, on en a parlé tout à l'heure lors du sujet de Pasquale Paoli. Simplement également, puisque le développement agricole chez nous, c'est quelque chose de très important et il est très important qu'on s'oppose à cette réforme des lycées agricoles pour les étudiants d'aujourd'hui qui seront les futurs agriculteurs de demain. Merci. Avem dunque a posizione di USTC dopo. Lisandro, scusa. Lisandro, e poi dopo Jim Barg e G. Baibo. Già fa questo. Sosteniamo e da votare in favore di questa mozione con i due mani. È importantissimo di sostenere la formazione dell'agricoltore, ciò che abbiamo sempre detto, e c'era stato un dibattito anche qui in assemblea di gioventù dell'agricoltura, di che per avere un'autonomia alimentare, per avere la possibilità di produrre in di noi e di campare di ciò che noi produciamo, ci vogliono due a fare, prima un fondario e due i bracci, la gente per lavorare almeno. Et sur ce volet de la formation, bon, sur le volet du foncier, nous on continue à soutenir qu'il faut de manière impérative empêcher l'accaparement des terres à des fins qui ne sont pas agricoles et qu'il faut pour cela que la collectivité préempte les terres agricoles lorsqu'elle le peut pour aider à l'installation d'agriculteurs et en particulier de jeunes agriculteurs. Mais ce que nous disons sur la formation, c'est qu'on est à un moment où on va devoir doubler les moyens qu'on met pour la formation, peut-être tripler, parce qu'aujourd'hui on produit, 96% de ce que l'on mange, ça a été importé. Si on veut arriver sur des taux qui soient intéressants, il va falloir créer une génération d'agriculteurs. Et donc cette mesure qui fait une économie de bout de chandelle sur les lycées agricoles, elle va complètement à contresens par rapport aux aspirations, je pense, assez unanimes du peuple corse et de notre jeunesse. Et donc on soutient très fermement les lycées agricoles, syndicats et étudiants mobilisés. Ringraziati. Viviane. Allora, mi sentite? Allora, o gruppo Voce Nazionale sarà ben sicuro a pronunciare questa mozione, perché pensiamo che se non vogliamo pretendere oggi a un'autonomia alimentare, la formazione agricola è necessaria. Si giovani qui di licei sono giovani che sono appassionati dal trado di terra e pensiamo che oggi più che mai è veramente importante di sostenere questa gioventù. Donc, per questo che noi ci siamo ingaggiati nelle settimane passate andando alle manifestazioni, bloccando i licei e continueremo a fare così. Donc, voteremo per questa mozione. Vi ringrazio. Ringraziati. Altre domande di parola? No? Allora, c'è un emendamento, domando a Fronte Popolare di Brisantallo. Beibu. Allora, in questo emendamento vogliamo rammentare qualcosa comunque, perché ogni volta si dice è lo Stato che ha fatto questo. Io è lo Stato, ma lo Stato è il governo, è il governo che piglia le decisioni per lo Stato. E ce gouvernement, il a des soutiens. D'accord, on est sur des questions politiques. Au-delà de l'État qui veut faire des économies, c'est un gouvernement qui applique une politique budgétaire particulière avec des objectifs austéritaires, en faisant, comme je l'ai dit, des économies de bout de chandelle sur les budgets, y compris des lycées agricoles, au détriment de nos territoires ruraux, au détriment de la formation agricole. Et donc, par le présent amendement, ce que nous suggérons, c'est de rappeler que les soutiens du gouvernement en Corse sont aussi responsables des mesures, des réformes de cette nature. Et donc, la formulation exacte, ça n'a pas été rappelé, mais de mémoire, nous demandons à ce que soit considéré le fait que cette réforme est le produit d'une politique austéritaire et que les élus corses qui soutiennent le gouvernement ont une part de responsabilité dans ce détricotage, ce démantèlement de nos lycées agricoles progressifs et cette attaque contre nos territoires ruraux. Allora, non questo emendamento, reazione?
Non? Bien. Donc, est-ce que pour cette motion et pour cet amendement, on peut passer au vote? Donc, sur l'amendement, qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Qui est pour? L'amendement est adopté. Concernant maintenant la motion ainsi amendée, qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Qui est pour? Donc la motion est votée, ainsi amendée, est votée à l'unanimité.